лишь она одна нас собрала с тобой. Она тепла волна, она с небес нам навсегда дана. А ты не закрывай глаза, миром правит чудеса. Каждому из нас нужен новый шанс. Чудеса случаются, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас небо дарит шанс. Стоп, неудача, скажем стоп. Ведь это время наше, ты не стой. Полетели вместе за мечтой, а ты не закрывай глаза. Ci sono diverse equip. Ciao. Ciao. Questo si chiama. Чудеса. Каждому из нас нужен новый шанс. Чудеса случаются, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас небо дарит шанс. Чудеса случаются, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас. Bene, signore e signori, buonasera e amici di Mussomeli. Da questo meraviglioso palco di questo teatro all'aperto del parco appunto Gengo Salvatore, vi do il benvenuto a questa prima parte dello spettacolo del 2013. Bene, prima di presentare lo spettacolo va anche un saluto al sindaco Salvatore Calà e l'assessore del turismo e dello spettacolo Enzo Lucera, che si sono impegnati anche quest'anno, che ci hanno regalato questa bellissima serata di spettacolo. Bene, prima di iniziare appunto di presentare lo spettacolo, naturalmente va anche un saluto a un grande pittore, Pino Petruzzella, che lo conosciamo tutti quanti, è un grande pittore non solo di fama nazionale ma anche di fama internazionale. E allora vi invito anche ad un applauso generale, perché lui ha donato a questo parco un'immagine rurale del nostro paese, dove vengono figurate le chiese, il castello di Mussomeli. Poi naturalmente non abbiamo soltanto questo parco o questo teatro all'aperto. Mussomeli ha anche un bellissimo castello, ha un bellissimo centro storico. Naturalmente approfitto appunto di questa televisione del Tele Agrigento di fare un invito ai nostri concittadini che sono sparsi in tutto il mondo di venire a Mussomeli, perché naturalmente Mussomeli non solo ha un bellissimo centro storico, ma ha un bellissimo castello che ci invidiano in tutto il mondo. Allora, concittadini che siete in tutto il mondo, venite a trovare Mussomeli, il vostro paese nativo. Bene, va anche un saluto ai sindaci che sono qui presenti, che vengono dai vari comuni vicini, che ci onorano della loro presenza. Stasera sarà una serata, diciamo, di grande spessore, perché effettivamente abbiamo dei gruppi diciamo, non solo folcloristico, anche di cultura, di danza e di canto popolare della grande Russia, che stasera ci farà appunto vedere quella cultura, quel canto popolare della Russia. Bene, io adesso vi presento pure una presentatrice famosa
che conducono un programma televisivo Tele Agrigento, che anche lei, diciamo, è coinvolta di presentare questo spettacolo di questa sera. Bene, signore, ve la presento, lei è Eletta Curto. Buonasera Mussomeli, buonasera, ciao Pier. Ciao. Allora, un benvenuto a tutti, benvenuti a questa serata conclusiva della seconda settimana russa in Sicilia. La prima ha avuto luogo 2 settimane fa, è stata un'esperienza davvero memorabile per tutta la nostra provincia, e quest'altra settimana russa è stata davvero densa di appuntamenti. Abbiamo viaggiato con i nostri amici della città di Bermo un po' per tutta la provincia, grandi spettacoli, insomma abbiamo visto davvero delle grandi esibizioni, e questa sera non sarà da meno. Siamo in uno scenario davvero suggestivo, davvero splendido. Ho un compagno di viaggio per questa sera altrettanto splendido, lasciatemelo dire, l'ho appena conosciuto, ma insomma mi ha raccontato un po' della sua storia davvero densa di belle esperienze molto importanti. Però Pier, noi abbiamo gli artisti già pronti, quindi io direi iniziamo subito, rompiamo il ghiaccio col pubblico, chiamiamo i ballerini della Dance Class con la prima esibizione Ruschie Zabavi. A voi! Поехали.
i ballerini della dance class. Abbiamo aperto ufficialmente questa serata qui nell'anfiteatro di Mussomeli. La temperatura è frizzante, ma noi adesso ci riscaldiamo con un altro gruppo di artisti e di ragazze splendide, e loro vengono da una scuola che si chiama Diva, è una scuola che prepara gli alunni al mondo dello spettacolo a 360 gradi. Ve le chiamo subito, loro sono le ragazze della Diva e la loro performance Stilaghi. A voi! Several years from us and listen to this closing announcement from the Lux Radio Playhouse as it was made by actor Joseph Cotton.
E le ragazze della Diva ci hanno fatto sognare, ragazze e ragazzi ovviamente, con questi ritmi. Pier, dove sei? Vieni qua, te ne sei andato. Chiamate il mio amico Pier, fategli un applauso, se n'è andato. Vieni qui, stai con me. Come no, anzi, avendo una bellissima ragazza come te. Grazie, troppo buono. Allora Pier, ti dicevo di venire qui perché adesso dobbiamo chiamare una delle persone più importanti di questa settimana russa in Sicilia, è l'art director di questa manifestazione ed è Irina Kuleva. Irina, grande, ciao. Ciao, allora Irina, noi ci siamo viste durante tutta la settimana nei vari comuni che hanno ospitato questa settimana russa in Sicilia e anche questa sera a te l'onore di fare un bilancio, dire due parole su questa manifestazione. Sono molto felice di essere di nuovo qui e grazie mille per l'invito di nuovo Musameli. Io molto felice, grazie. Irina è magnifica perché ha imparato l'italiano benissimo, però facciamo un saluto anche in russo, che dici? Дорогие друзья, я думаю, что все мы сейчас крикнем громко «Здравствуйте» всем людям, которые нас сегодня пригласили. И мы это сделаем громко, потому что нас очень много. Grazie Irina. Posso farti una domanda? Essendo che vieni da un grande paese, da un paese dell'Est, venendo per la prima volta in Occidente, no, è la prima volta che sei venuto nell'Occidente, non in Italia. Come hai trovato l'Italia? Come lei ha trovato l'Italia? Io ho sempre trovato l'Italia molto bene, bellissimo paese, anche molto persone molto caldi, con cuore grande. E questo è il mio secondo paese che mi piace dopo Russia. Ah, bene. Grande. Siccome hai detto che è la seconda volta che viene a Mussomeli, che cosa hai trovato di accoglienza dalla comunità di Mussomeli? No, se chiarire, se è la terza volta come vieni a Musameli, bellissimo paese, solo un po' di paura sul pullman girare. Una mia assistente seduta sul come si chiama? No, sedia, Flo, seduta e mamma mia, come posso vivere qua per girare con terra, sì, di pullman. E così, però molto bello quando arrivo, tutto panorama di città è bellissimo, è meraviglioso. Il castello l'hai visto, sì? Sì, certo. Sei rimasto entusiasta di questo castello? Benissimo. Bene allora. Bene, Pier, allora facciamo un applauso a Irina, ci vediamo poi più tardi. Come vedete alle nostre spalle i tecnici, che intanto ringraziamo e salutiamo, i tecnici della Pro Studio stanno già piazzato i microfoni. Perché questi microfoni? Pier, perché? Perché adesso vi presentiamo un gruppo polifonico, un coro polifonico che vengono da un politecnico dall'università del Politecnico di Perno. È un gruppo di 25 elementi che ci faranno ascoltare appunto le sue canzoni. Sì, i pezzi sono due, sono l'Alleluia, famosissima, e poi due pezzi tipici, Stioski, Daroski, spero di averlo detto quasi bene. Allora lasciamo spazio al coro polifonico e a voi una buona serata.
Non si può perdere. dell'Università, del Politecnico della città di Bergamo. Facciamogli ancora un applauso, sono state veramente bravissime, splendide. Allora, sono bellissime queste ragazze, sì o no? Allora, un bel applauso, proprio pieno. Guardate, occhi azzurri, Belli, belli. solare, e sono stati anche molto bravi. Anche tu c'hai dei begli occhi azzurri comunque. Sì, infatti è scomparso Little Tone quando mi ha visto per la prima volta, quando ho partecipato al Festival Pop 70. Mi ha fatto una domanda che mi ha detto: che sei di Milano? Sì, no, siciliano. Allora imparo un po' di siciliano. E gli ho detto: andiamo a prenderci un caffè. Ah no, già, Molina a pigliare un caffè. Dice: ma siciliano non parla così. Bene, bene. Allora, Pier, procediamo perché dobbiamo fare la prima premiazione di questa serata e vogliamo chiamare qui il vicepresidente della Proloco, Sebi Loconte. Sebi, ci raggiungi? Un applauso un po' più caloroso, se lo merita Sebi, no? Eccoli qua. Ciao Sebi. Allora, a te l'onore di premiare ufficialmente il coro polifonico di Berme con Astia che ci porta la targa ricordo e il premio. La direttrice, prego, venga qui. Sebi, a te l'onore, ecco. Facciamo un applauso. Questo momento sancisce l'unione tra i popoli, tra la Sicilia e la Russia. Grazie, spasiba, che è l'unica cosa in russo che so dire, che vuol dire grazie. Sebi, a te un minuto per fare un saluto al tuo pubblico di Mussomeli, prego. Soltanto 2 secondi per dire ancora brave e belle a queste ragazze, grazie a Christian che ogni anno ci porta queste belle ragazze e questo bello spettacolo. Ancora un applauso a queste dolcissime ragazze e un applauso
alla nostra Elettra che è bravissima, brava Elettra e bella, e anche a Pier. Grazie tante Sebbi, ci vediamo poi dopo. Bene Pier, allora riprendiamo subito la nostra scaletta, ma prima di annunciare la prossima esibizione fammi fare subito un saluto alle telecamere di Agrigento TV che stanno riprendendo per noi questa splendida serata, e quindi un saluto anche ai telespettatori che poi la vedranno in televisione. In ogni modo avete una bella presentatrice, brava. Troppo buono. Allora, la prossima esibizione che abbiamo, siamo già pronti, perfetto. La prossima esibizione riguarda nuovamente il gruppo della Dance Class, questa volta sono i piccolini della Dance Class, sono davvero bravi e simpaticissimi con il loro Vitvoriashki. A voi! Splendidi bimbi della Dance Class, come avevo annunciato sono molto giovani, ma insomma davvero dei piccoli artisti già pronti per il mondo dello spettacolo. Visto che belli colori che avevano. Splendidi, Io ho davvero. sempre detto chi ama i colori ama la vita. È vero, ma a proposito di colori si stanno preparando delle altre coloratissime artiste. Loro sono un gruppo pop, sono delle cantanti, sono giovanissime, si chiamano Antares e ci propongono il loro Tusha. A voi! Ulitaj tu
le splendide ragazze dell'Antares con questi ritmi pop sono davvero spettacolari. Ed ecco già i nostri prossimi artisti che arrivano sul palco. Loro sono delle ginnaste, fanno ginnastica artistica e questa sera ci propongono una coreografia che viene chiamata gioco di fuoco. Io non riesco a dirlo in russo, insomma lo traduciamo così in italiano. La scuola si chiama Sportivnie Ritmi Russi con Prošenje Ogna. A voi! Splendide queste coreografie, questo gioco di fuoco, che ne pensi? Beh, però si vede che vengono dalla Russia con questo colore. Bene, allora consentimi subito di salutare il regista dello spettacolo Gianni Bracceri, che era dietro, che sta facendo alcune riprese. Ciao Gianni. Bene, Pier, io direi procediamo con la nostra scaletta, col nostro programma. Andiamo avanti perché abbiamo veramente tante belle esibizioni questa sera qui a Mussomeli. Il prossimo gruppo sono nuovamente gli artisti della Tanzklass, ma questa volta ci propongo una performance particolare. Si chiama Gimnastiski Divertissement. Applauso. Applauso.
you're feeling depressed. Are you okay? Avete visto come sono bravi anche questi ragazzi? Questo era il gruppo della dance class, davvero spettacolari. Bene Pier, adesso abbiamo un altro momento di premiazione e premiamo gli artisti dell'Art College. Sono dei pittori appunto che vengono dalla scuola di Perm e loro hanno realizzato venerdì sera un murales davvero spettacolare a Campobello di Licata, nella zona, diciamo, dove abbiamo fatto lo spettacolo. In pochissimi minuti hanno realizzato dei fiori, hanno disegnato dei fiori davvero splendidi e questo era un loro modo di manifestare l'affetto che i cittadini di Perm provano nei confronti della Sicilia, perché questa manifestazione ha avuto luogo anche l'anno scorso, quindi ormai si è stipulata proprio un'amicizia forte e ben radicata tra la nostra provincia e Perm, la città di Perm. Allora è da molto tempo che sono qui in Sicilia. Sono qui in Sicilia da una settimana, in realtà però sono stati qui anche l'anno scorso. Anche perché si chiama la settimana russa in Sicilia. Allora io vorrei chiamare per questa premiazione un carissimo amico e un giornalista, è stato l'addetto stampa di questa manifestazione, Pietro Fattori. Bene, un applauso, forza! Pietro, eccolo! Ciao Pietro, benvenuto. Ciao. Pietro, anche io mi chiamo Pietro, soltanto a livello artistico hanno messo Pier. Allora Pietro, a te la targa e l'attestato di partecipazione per la direttrice, vorrei leggere il nome, per l'Art College, Georgi Smetanin, Director. Ok. Allora un applauso. Un applauso, grazie. Pietro, non scappare un secondo, tu hai vissuto tutte le tappe di questa settimana russa in Sicilia, quindi hai, diciamo, una visione globale di tutte queste belle serate che abbiamo vissuto tra l'altro anche insieme. Il tuo bilancio di questa esperienza? Allora, intanto Eletta è bravissima, anche Pier è molto bravo. E c'è da dire che grazie a questa manifestazione voluta da Cristian Vassallo veramente si stanno gettando dei ponti d'oro tra la Russia e la Sicilia, la provincia di Agrigento, la provincia di Caltanissetta, una collaborazione che non potrà che portare frutti buoni sotto tanti punti di vista. Per quanto riguarda l'amministrazione, voi avete visto, è una cosa eccezionale, sono artisti di primo ordine. Assolutamente, grazie Pietro Fattori, Pietro, grazie tante. Bene, allora, dimmi. Ci resta di presentare. Abbiamo ancora tanta, scaletta. molto nutrita, molto nutrita. Tornano i ragazzi della scuola Diva, che è appunto questa scuola che forma gli artisti a 360 gradi. Loro hanno dei costumi molto belli e ci tengo a dirlo che i costumi che loro indossano sono cuciti, sono realizzati proprio dagli alunni di questa scuola, perché questa scuola insegna e prepara gli alunni al mondo dello spettacolo a 360 gradi. Insegnano loro anche a cucire, pensa un po'. Che è molto importante perché il popolo russo
fiero della loro cultura e delle loro tradizioni. E noi quello siamo... che noi dovremmo avere, ritornare queste tradizioni che abbiamo. E noi siamo super fieri di averli qui, quindi li accogliamo con un applauso ai ragazzi di Diva e la loro Eco. Erano le modelle della scuola Diva, le avete viste davvero molto eleganti e davvero splendide. Pier. Allora, io voglio che il pubblico, siccome sei molto brava, voglio un applauso forte per lei, per Elettra Curto. Forza, un applauso forte, forte, forte. Grazie, sono lusingata. Lusingata no. Brava e meriti questo. Bene, ma guarda, c'è chi è più bravo di me e sono gli artisti di Perm. Tornano sul nostro palco le ragazze, le cantanti del gruppo Antares con una canzone, io ci provo a dirlo Pier, loro mi perdoneranno per la mia pessima pronuncia tedesca. E allora, Ciusetta Slucia Iuzia, Antares. Forza, un applauso. Sembra in Germania, guarda.
ты забыл, что над головой светит солнце свет, светит нам с тобой. А значит этот мир светлый и родной, и в нем тепло улыбок стать должно одной волной. Чтобы за собой привести любовь, лишь она одна нас собрала с тобой. Одна тепла волна, она с небес нам навсегда дана. А ты не закрывай глаза, мир правят чудеса. Каждому из нас нужен новый шанс, шанс, шанс. Чудеса случаются, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас небо дарит шанс, шанс, шанс. Не смотри назад, это лишь вчера. Впереди горит новая звезда, и она тебя приведет домой. Новый теплый и родной, в котором небеса светят синевой, и где тепло улыбок стать должно одной волной. Чтобы за собой привести любовь, лишь она одна нас собрала с тобой. Она тепла волна, она с небес нам навсегда дана. А ты не закрывай глаза, мир правят чудеса. Каждому из нас нужен новый шанс, шанс, шанс. Чудеса случаются, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас небо дарит шанс, шанс, шанс. Стоп, 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 неудача скажем стоп, стоп, стоп. Ведь это время наше, ты не стой. Полетели вместе за мечтой. А ты не закрывай глаза, мир правят чудеса. Каждому из нас нужен новый шанс, шанс, шанс. Чудеса случаются, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас небо дарит шанс, шанс, шанс. Чудеса случаются, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас небо дарит шанс, шанс, шанс. Eccoci qua. Adesso tornano i bambini. Tornano i bambini, gli splendidi bambini della Dance Class, e ci propongono una coreografia davvero molto particolare, molto simpatica, ci proviamo a dirlo. Parigischi Quartal. A voi, Dance Class! Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Au longtemps chemin, tout ça que le pas, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un rouleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je veux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me
Ma come sono bravi! Un altro applauso, forza! Splendidi! Eccoli, bene. Sembrano francesini. Sì, ma in realtà sono russi. Bene, procediamo con la nostra scaletta. Adesso abbiamo una splendida performance di ginnastica ritmica ed è veramente bella. Questi prossimi artisti sono veramente molto bravi. Il gruppo si chiama Sportivni Ritmi Russi e loro ci propongono Lebedi. Un applauso, prego. Bravi davvero. Sportivni Ritmi Russi. Bene, Pier. Siamo quasi Veramente a metà della nostra serata e stiamo vedendo delle performance davvero ad alto livello, molto belle. Sono veramente sbalordito, è veramente bellissimo spettacolo. Sono tutti bravi. Sono tutti bravi, hai detto bene. E infatti la prossima esibizione non è da meno. Tornano i ragazzi della Scuola Diva con il loro Kukli Mira. Un applauso, forza!
sì, veramente belle queste musiche tipiche appunto della città di Perm e comunque della Russia in generale, e splendidi anche i costumi, visto le maschere dietro. Io sono amante dei colori, a me piacciono i colori. Quando vedo colori... allora guarda, la prossima esibizione cade proprio a fagiolo, perché abbiamo delle splendide ballerine che fanno parte della Sportivnie Ritmi Russi, che ci propongono una splendida performance di danza contemporanea, Serebristie Uzori, più o meno, detto così, no? No, scusate, abbiamo una variazione, ho sbagliato io, perdonatemi. È il bello della diretta, Pier. Beh, giusto. E allora fate un applauso. E tutti che siamo in diretta. In realtà ho sbagliato io, ho invertito l'ordine di esibizione, loro sono le ballerine della Tanzclass con Mehta, a voi. Surcos pequeñitos en la pera derretida de tus ganas, y voy entrando poco a poco, muy poquito, en tus cosquillas. Me acomodo, te incomodo pa' que rías, y me cuelo en este enredo sin llamar, sin avisar. Soy tu aire, soy tu agua, te me bebes, te atraganto, me respiras, te salpico, te me tragas y me entretengo, juego un rato en tus recuerdos, me los pongo en mis enaguas, hago trizas tus lamentos, creo fantasías locas y confundo tu memoria con la punta de mis besos. Soy del aire, soy del agua, soy del aire, soy del agua. Vuelo libre, no me ates que me escapo entre medio de tus dedos. Impasible te convierto lo imposible en impensado y construyo en lo inseguro un futuro improvisado en que uno y uno lo hagan dos y los demás estén de más y ya no sean nadie, 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 Bene, sono così brave sempre, è inutile che continuiamo, sono veramente bravissime. E poi questo rosso mi sembra di piace? un'arena
della Spagna. È vero, vieni, guadagniamo il centro del palco qui, dell'anfiteatro in realtà. Bene, procediamo con la nostra scaletta, che dici? Siamo, come dicevo prima, sì, abbiamo già passato, siamo al giro di boa. Poi ci saranno altri ospiti, naturalmente, in questa lunga scaletta che sta al termine. Stiamo salendo questa scaletta. Allora, le avevo annunciate erroneamente, mi perdonerete. Prima, loro sono il gruppo di Sportivni e Ritmi Russi, ci propongono una performance di danza ritmica, Serebristie Uzzo Ri. A voi! Bene, un applauso, no? Bene, stasera adesso abbiamo il colore bianco. Vi piace il bianco? Bianco, l'argento. Rosso. Abbiamo tanti bei l'azzurro. colori. Allora, ma signori di Mussomelli, vi state divertendo, sì o no? Sì. Ma più forte questo sì, più convinto. Sì. Fantastici. A te ti piace questo pubblico di Mussomelli? Delizioso, davvero. E poi mi sembra molto attento a tutte le esibizioni. Questa è una bella cosa. Allora, continuiamo. Abbiamo in programma nuovamente gli artisti della Tanzklasse. Mi date conferma, Christian? Ok? I ragazzi della Tanzklasse con Vieceram Nautore. A voi la Tanzklasse. Però bene, un applauso, riscaldare questo palco.
abbiamo un premio per Ivan in quanto solista. Splendido questo assolo di danza folk tipica russa, e vorrei chiamare qui per la premiazione l'assessore alla cultura Enzo Nucera. Bene, un applauso per l'assessore. Qua, Enzo, vieni qui, raggiungici. La nostra Nastia, thank you Nastia, consegna la targa per Ivan. A te l'onore, prego. Un applauso per l'artista russo, anche per l'assessore Ruggera. Leggiamo la targa. Pier, me la leggi tu? Allora, a Ivan Virokurov della Dance Class. Grande Ivan. Miglior ballerino solista. Vai. Allora, io sono contento di premiare un grande artista, perché Ivan ha dimostrato veramente di essere un grande atleta, prima di tutto, siete d'accordo? Me lo fate sentire con un applauso, grazie. Ora sì che ci siamo. E poi un grande ballerino. Io veramente ti auguro, tu non mi capisci, però ti voglio fare un augurio particolarissimo. L'ho fatto anche a un artista locale e questo gli ha portato molta fortuna, e ti auguro tanta fortuna anche a te, affinché tu possa veramente coronare il sogno della tua vita. Bravo. Bene, io approfitto che qui sul palco c'è l'assessore Lucera per fargli una domanda, e la faccio a nome di... Domanda semplice, Piero, perché sono impreparato. Allora, per quanto riguarda il cineteatro, quali progetti ci saranno, quando ci sarà l'inaugurazione di questo cineteatro? Io ti ringrazio, Piero, per questa domanda così particolare e interessante, anche perché sappiamo, ormai l'abbiamo ripetuto in diverse occasioni, che il cineteatro ormai siamo praticamente alla fase conclusiva, e quello deve essere il fiore all'occhiello della nostra città, perché in quel posto, in quel luogo si faranno grandi manifestazioni, e ce lo auguriamo di cuore, soprattutto per mettere in evidenza anche artisti locali che questo paese, cara Electra, veramente riesce a dare ogni anno su tutti i campi, su tutti i settori. Ma consentimi, Piero, di fare un complimento ad Electra, un complimento per la sua spigliatezza, per il suo modo di confrontarsi e di interagire con il pubblico. Lei, lo sappiamo, è una grande professionista, e lo faccio con tutto il cuore, cara Elettra, perché Agrigento TV vanta di avere una professionista brava e bella come te. Fammelo dire, di fronte a mia moglie lo posso dire. Adesso ti farà una domanda lei. No, come assessore dei beni culturali, qualche domanda per il Mussolini. No, grazie Piero, intanto grazie Enzo, troppo buoni, davvero oggi siete troppo buoni con me. L'unica cosa che vorrei chiederti, ma più che chiedertelo, credo che sia una conferma di quello che poi penso anch'io: queste manifestazioni in realtà mettono un sigillo tra l'amicizia dei popoli russi e quelli della provincia di Agrigento, la provincia di Caltanissetta, e credo che manifestazioni come queste siano davvero importanti, in particolar modo in questo periodo. Quindi sentire il calore di un popolo come quello della città di Perm, questi giovanissimi artisti che hanno trascorso delle belle giornate qui da noi, non può che essere da stimolo e da auspicio, soprattutto per i nostri giovani. Penso che anche tu possa pensarla come me. Non c'è dubbio, Elettra, e io voglio aggiungere una cosa anche importante, che è quella che praticamente queste kermesse, queste manifestazioni di grande interesse folcloristico ma culturale nello stesso aspetto, presentano soprattutto e sottolineano l'impegno di chi vuole vivere la storia, la realtà dei popoli che appunto caratterizzano le varie nazioni, i vari stati e tutti coloro che ne caratterizzano anche la storia culturale dei paesi. Bene, allora l'ultima domanda, anche perché il tempo stringe. Essendo assessore anche dei beni culturali, quali progetti ci sono per questo stupendo castello di Mussomeli? È bello, però è anche un po' abbandonato, nel senso manca un bel parco. Però io volevo solo dire due parole, perché avremmo tante cose da dire e così ci allunghiamo molto, invece io non voglio rubare niente ai nostri concittadini.
affinché possano godersi invece lo spettacolo e questo grande momento appunto della città e del mondo russo, perché arriva in maniera forte e preponderante. Però per il nostro castello abbiamo veramente tanti progetti e speriamo appunto di poterli onorare con il massimo del nostro impegno. Bene, un applauso all'assessore Lucera. Grazie Enzo, grazie davvero di cuore. Continuiamo, dobbiamo galoppare. Christian ci fa segno che dobbiamo galoppare e ha ragione, perché abbiamo ancora delle esibizioni da annunciare. Tornano qui le ragazze, le cantanti del gruppo Antares con un pezzo che conoscete tutti, I Love Rock and Roll. A voi! Bravi davvero. Premiarle le ragazze, per questo sono qui, aspetta. Però prima di premiare le ragazze dobbiamo chiamare Sonia Barba della Banca Mediolanum, che è lo sponsor ufficiale, uno degli sponsor di questa manifestazione. Io non so se... Come? No, abbiamo un cambio di programma. Bene, allora facciamo un applauso a questo ospite che si autopresenta a questo punto. Facciamo un applauso al dottor Minnella Salvatore, forza! Benissimo, scusami se non ti ho presentato, ma avevo in scaletta un altro nome, però ti è andata bene perché premi delle splendide ragazze, quindi direi che ti è andata proprio bene. E allora premiamo il gruppo Antares come miglior gruppo di canto pop. A te l'onore di consegnare il premio. Facciamo un applauso per sancire questo momento. Ecco qua, bene, grazie tante.
Ci terrei a precisare, grazie anche alle ragazze del gruppo Antares, ovviamente ci terrei a precisare a proposito di premi. Allora che abbiamo adesso? Aspetta, ti dicevo che a proposito di premi, il premio che abbiamo consegnato poco fa a Ivan, questo ballerino solista, era un premio importante, viene chiamato Grand Prix, quindi è un premio molto importante perché lui è stato premiato come miglior ballerino solista di questa manifestazione, quindi insomma si è aggiudicato un premio davvero importante ed è una bella soddisfazione per questo giovane artista della città di Bern. Tornano i ballerini della Tanzklass con Svadebka, a voi. Pozoru chłodny, choć w środku płony, idąc bez celu zmierzam do niej. Nie potrzebuję żadnej mapy, żeby bezbłędnie do niej trafić. Miłości, bracie, się nie kupi. Ten, kto to śpiewał, nie był głupi. Lecz jest uliczka w moim mieście, gdzie zawsze można kupić szczęście. Płatna miłość, innej nie znam. Płatna miłość, poezja. Czasami, gdy na ciebie patrzę, to chciałbym zostać tu na zawsze. A gdy dotykam twego łona, to gotów byłbym na nim skonać. A ty żartujesz ze swego ciała i mówisz, ale jestem stara. Te parę zmarszczek to drobnostka, skoro do rana mogę zostać. Płatna miłość, innej nie znam. Płatna miłość, poezja. Grajcie nam mandoliny. Miłość jest tania, szybka, prosta. Kto się jej oprze, kto jej sprosta. Kochając, nie myślimy o tym, że uzależnia jak narkotyk. Z pozoru płonę, lecz w środku chłodny. Idąc bez celu wznoszę modły. Jednego tylko mogę pragnąć. Nie daj mi, Panie, kochać darmo. Płatna miłość, innej nie znam. Płatna miłość, poezja. Mandoliny, grajcie, grajcie. Bravi, bravi.
della dance class. Ragazzi, restate qui perché anche per voi c'è un premio, c'è un riconoscimento e questa volta a premiare gli artisti sarà il coordinatore del festival, Cristian Vassallo. Bene, Cristian, vieni qua, un applausone per Cristian. Ecco qua, grazie Nastia. Allora Cristian, a te il microfono. A me il compito di... Allora, intanto comunque ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino a oggi in questi 20 giorni di manifestazione in giro per la Sicilia. A me il compito di premiare questi direttori, sono in 4. Alexei Rastorgnev. Un applauso, forza! Alexei? Yes. Иди сюда. Куда? Poi Galina Kadikova. Dai, un applauso, forza, questi bravi ragazzi meritano. Un'altra Galina Kadikova, via. E Boris Kadikov. Bene. Boris, иди сюда. Пожалуйста. A Boris gli diamo pure la targa. Prendiamogli la targa, dai. Passiva. Ok, passiamo a continuare. Grazie Cristian, questo attestato lo consegniamo. Non è che sei cugino di Christian De Siche? No. Cristian, ti lascio anche questo attestato, grazie. Noi procediamo con la nostra scaletta, siamo quasi in chiusura di questa splendida serata qui all'anfiteatro di Mussomano. Ah, eccolo, è arrivato, Spassiva, facciamogli un applauso. Era il suo attestato. Grazie ancora. Adesso abbiamo un'altra bella esibizione e tornano gli artisti della scuola Diva con Gusarskaya Ballad. A voi! Зеркало по саду ходила, по зеленому да гуляла. Оли-оли, 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 да оли-оли. С ноги на ногу ступала, да на камушек наступила. Оли-оли, 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 да оли-оли.
bravi davvero. Allora un altro Completano il loro applauso. saluto. Questi erano gli artisti della Diva. Ancora un applauso, signori. Anche gli artisti della Diva meritano un premio. E ci tengo a dirlo con particolare affetto che questo premio viene consegnato dal nostro regista Gianni Braceri. Dai Gianni, vieni qua. Un applauso allora. I registi sono sempre un po' riluttanti a stare poi sul palco, ovviamente, sempre, però oggi ti tocca, Gianni. Allora, premiamo il gruppo Diva come, fammi leggere la targa, come migliore collezione di moda russa. Premia Gianni Braceri. Devi dire spassiva. Ok, allora lo diamo, a chi lo diamo? Lo scegli tu. A lei, ok. La direttrice, eccola qua, è arrivata la direttrice. Gianni. Bene, un applauso. Passiva. Questa premiazione alla direttrice, anche del gruppo Diva e anche al nostro regista Gianni Braceri. Grazie tante, puoi andare, la tortura è finita. Grazie ancora ai nostri artisti. Allora dove siamo andati? Dimmi, siamo quasi alla fine, siamo quasi alla conclusione della nostra splendida giornata, serata qui a Mussomeli. No, è stata una bellissima serata, stupenda. C'è un venticello un po' freschetto, però insomma è gradevole. Tornano, lo potete vedere dai loro costumi, i ragazzi della Sportivnie Ritmi Russi con Cernaia Smordiva, forse più o meno, l'abbiamo detto male. Bene, un applauso. Остальные пускай.
Sportive Ritmi Russi. Un altro applauso. Quanto sono stati bravi. Sono veramente Guardate che splendide. colori. Bene, anche per loro abbiamo un premio, un riconoscimento. E chi meglio di Irina Kuleva, l'art director del festival, a dare questo riconoscimento. Irina, vieni qui, facciamo un applauso alla splendida Irina. Sempre grazie a Nastia. Allora, Irina, leggiamo ufficialmente il titolo del premio, che è la migliore coreografia sportiva. Un bel applauso. Forza. Consegniamo la targa a chi, Irina? Io voglio ringraziare di nuovo questo bello gruppo di Sportivni Ritmi России, perché sempre molto bravi, molto calorosi e molto che belli costumi, belle ragazze. Ok, e Marina, вручаем questo premio. Ecco, il premio alla direttrice e anche gli attestati. Benissimo. Splendide queste ragazze. Irina, grazie, ma resta qui con me perché adesso siamo proprio in chiusura e abbiamo un bel finale da proporre. Fatemi ringraziare intanto lo sponsor di questa splendida serata, che è la Banca Mediolanum, nella persona di Salvatore Minnella e di Sonia Barba, a cui rivolgo un applauso perché ovviamente gli sponsor sono essenziali per la riuscita di ogni manifestazione. Ma grazie anche al comune di Mossomeli e quindi al sindaco Calà, Enzo Nucera, l'assessore alla cultura, a tutti voi che siete stati qui con noi, alle telecamere di Agrigento TV, al nostro regista Gianni Braceri e al cameraman Antonio, grazie ai ragazzi del service, grazie ai ragazzi della Pro Studios, Pierpaolo, Cristian e tutti gli altri ragazzi. Veramente senza di loro non potremmo portare a termine queste splendide serate. Come chiudiamo la nostra serata? Con un ringraziamento anche a Pierre, che è un artista locale di cui dovete assolutamente andare fieri. È un gran bel personaggio, io l'ho conosciuto questa sera e devo dire che mi è molto piaciuto. Pierre, è stato un piacere stare qui con te. Io sono anche emozionato di trovarmi in questo splendido teatro all'aperto e poi con i miei concittadini. Fantastico. Allora Irina, noi siamo pronti per la sigla finale che sancisce un po' la conclusione di questa splendida settimana. Ti do il microfono perché tu possa Christian, perché tu possa richiamare tutti gli artisti a salire qui per la sigla finale. Tieni. Io sono di nuovo voglio ringraziare tutti, grazie mille per questo bello palco sempre meraviglioso per i nostri spettacoli, e voglio chiudere con una canzone che prima volta tutti ascoltare qua, Vroshi Kalina, e chiamo tutti sul palco, ok? Prima ancora di chiudere però, se siete d'accordo, io vorrei invitare, qui sta partendo la musica, anche Sebi in rappresentanza della Proloco, l'assessore Nucera, gli sponsor qui per le foto conclusive, mentre gli artisti di Perm arrivano sulle note di Pro Cicalina. Vi prego di raggiungerci qua per le foto finali e con questo noi vi auguriamo una buona notte e arrivederci alla prossima settimana russa. Ciao! Al prossimo anno, ciao! Дорогие друзья, я хочу еще раз представить вам наши группы. Хор политехнического университета, девочки, проходите, проходочку впереди.